sono Luca Gottardo. Volete vedere con me questo duplex a Ponzano Veneto? Duplex, quindi primo e secondo piano. Poi nell'interrato c'è il garage e la cantina. Oltre a farvi vedere gli spazi che di certo nell'appartamento non mancano, volevo darvi alcuni dettagli che fanno davvero la differenza su questo immobile, come per esempio le facciate esterne del condominio che sono state rifatte nel 2021 insieme alle terrazze, che sono due, una qui in salotto che è collegata anche alla cucina e una dopo la vedremo nella camera. E oltretutto, sempre nel 2021 è stata cambiata la caldaia a condensazione, e c'è una garanzia di 5 anni collegata anche alla manutenzione. Altro bel particolare è la scala alla marinara, ma questa la vediamo dopo salendo al secondo piano. Invece adesso voglio farvi vedere il bagno. Questo è quello del primo piano. Ha la vasca e ci sono gli attacchi per la lavatrice. In realtà gli attacchi per la lavatrice ci sono anche nel secondo bagno al secondo piano e nell'interrato in garage. Passiamo allora alla zona notte. Partiamo dalla stanza più piccola e poi passiamo a quella più grande, e qui se volete fare uno studio si può fare uno studio, volete fare camera si può fare una camera. Adesso ci sono addirittura 2 letti, un letto a castello, e ci vivono i 2 figli ed hanno pure lo spazio per i compiti, mentre nell'altra dormono i genitori, quindi questa è la stanza padronale, molto grande, e ha pure il terrazzo. Perfetto, allora adesso possiamo salire in questa particolare scala che abbiamo detto che è alla marinara, proprio come la pizza, e che ci porta nella parte centrale del secondo piano. Secondo piano che è strutturato in lunghezza e ci sono varie zone. Partiamo da questa che è una stanza in più, è un bello spazio dove potrebbe essere fatto tranquillamente come camera, per poi passare nella parte centrale, appunto dove c'è la scala, dove ci sono tutti dei ripostigli, quindi una zona più bassa con spazio a magazzino. E arriviamo poi al bagno, bagno che ha un bello spazio e, come vi dicevo, ci sono gli attacchi per un'eventuale lavatrice. Questa in realtà è un'asciugatrice, ma essendoci gli scarichi si può mettere anche qui la lavatrice ed ha la doccia. Tutto questo piano gode comunque di una buona luce naturale, infatti ci sono i Velux e, come il piano giù, anche questo ha il condizionatore. Altro dettaglio molto ma molto importante, il tetto è ventilato. Infatti l'edificio è in classe D. Ehi, allora, ti è piaciuta la mia casa? Io mi sono sempre trovato bene qui. Venite a coccolarvi!